Amici a casa, amici di Twitch, buonasera, ben ritrovati ancora una volta a Sorso, quest'oggi in Noviu Seniori contro Calasetta e come sapete noi ci teniamo molto al nostro pre-partita e chiamo vicino a me il presidente di Calasetta. Ciao Marco. Ciao, Buonasera, buonasera. innanzitutto auguri perché ieri cifra tonda, 40 punti, grande prestazione. Esatto. Non li sento, non me li sento. Grazie a Dio questi ragazzi mi tengono giovane, è bello sveglio. Poi anche i terzi tempi che noi ci ricordiamo bene, all'andata ci Esatto. siamo divertiti tanto e noi ci tenevamo a omaggiarti con un pensiero direttamente dalla pasticceria al Giglio. Sappiamo che questi non arriveranno a Calasetta, faranno Penso fine. di no, penso di no. I bambini grandi attaccheranno subito il ferro. Però tu difenderai la preda da grande difensore. Sì, taglia fuori tutta la vita. Ti volevo anche chiedere, vista la situazione di queste due squadre, Seniori prima Calasetta che sta cercando di proiettarsi sempre di più nelle zone alte, questa sfida ti voglio dare subito una chiave statistica. In caso di vittoria di Calasetta non c'è la matematica per Seniori al primo posto, quindi comunque c'è un motivo in più per i tuoi ragazzi di dimostrare veramente il loro valore. Sì, noi veniamo qua senza pressione, con tutta la tranquillità di questa terra. Vogliamo fare sicuramente, cercare di portare a casa il bottino, no? Direi una bugia se dicessi il contrario. Ci proviamo. Voi avete una squadra magnifica, dove ci sono tanti ragazzi che conosciamo molto bene. Che vinca il migliore, dai. Assolutamente, infatti piccola menzione per Alessandro Verdic, più di 2000 punti con la tua Calasetta, emozione unica quest'anno, doppia emozione per te, vedere lui da ex e poi vedere andare via Mattia Pipicello che comunque per te veramente è stato un elemento importante, no? Sì. Non posso che menzionare entrambi i ragazzi a cui sono molto legato non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal lato umano. Ale sa quanto lo stimo, anche come giocatore naturalmente, sa quanto lo stimo. Certo, Mattia per noi, per me in modo particolare è stato come dire un figlio che prende e parte e va a fare un'esperienza a Fury. Però giustamente, come si suol dire, le porte che si aprono sono tante e lui aveva questa occasione e non potevano sfruttarla. Infatti la contentezza di un padre anche sta in quello, no? Vedere un figlio andare, la contentezza è quella. Però Calasetta continua a rinforzarsi, infatti è arrivato un nuovo giocatore nella pausa, Kevin Amoruso, che sta giocando molto bene. Che ne pensi di questo gruppo che è sempre più collaudato? Realmente arrivano palloni in postazione bellissimi. Sì. Glielo Ah, passiamo. questo gruppo è un gruppo che non lo so, mi ha ridato veramente, mi ha tolto 20 anni di vita, nel senso che mi ha fatto tornare indietro. Sono tutti ragazzi molto giovani, dai 20 ai 24 anni. Togli Nico Salis che è una vecchia volpe del parquet, ma tutti gli altri sono tutti giovani. Ce li abbiamo a casa come dei figli, però tutti ci stanno dando, anche dal punto di vista non solo del basket ma anche dal punto di vista umano, tante emozioni e speriamo di riuscire a toglierci qualche soddisfazione in più. Poi certo, il campo parla. Parla, esatto, ma questa è anche una sfida fra due tifoserie perché all'andata tifoseria calorosa con i piccoli tifosi che sono un elemento cardine di Seniori e anche di Calasetta, no? Sì. Alla fine poi quello è il bello dello sport, vedere i ragazzi che si buttano nella mischia, che gridano e tifano nei dovuti modi naturalmente, perché il rispetto non deve mai mancare. E poi vabbè, il rapporto tra Calasetta e Seniori ormai è saldo, nel senso c'è proprio un rapporto di stima reciproca, di amicizia, e quindi è sempre un piacere venire qua e accogliervi a Calasetta, quindi speriamo di vederci magari in finale dei playoff, chi lo sa. Assolutamente, quando la posta in palio è sempre più alta e noi ringraziamo il presidente di Calasetta, grazie mille, Grazie. ci vediamo dopo, ricordiamo omaggiato dalla pasticceria del Giglio e noi ragazzi vi lasciamo così perché mancano solo 10 minuti, ci spostiamo in postazione, quest'oggi niente intervista ai due coach, ci siamo voluti soffermare col presidente di Calasetta vista anche l'accoglienza del match d'andata, quindi 10 minuti all'inizio. 18ª giornata del campionato di 16 in Noviu Seniori contro Calasetta, sfida importantissima, in caso di vittoria Seniori è matematicamente prima, quindi rimanete comodi a fra poco per l'inizio del match.
Buonasera nuovamente amici di Twitch. Manca ormai poco, 3 minuti e mezzo prima dell'inizio della partita, 18ª giornata nel campionato di Serie C, Sennuri contro Calasetta. Come detto in apertura col presidente Marco, presidente di Calasetta, premiato, un omaggio dalla pasticceria al Giglio, sfida ad alta quota. Prima però, come vedete, ci teniamo a omaggiare Massimo Poli, ex vice allenatore Gabriele Piras, con la gloriosa e trionfale vittoria del campionato di Serie C, premiato al centro del campo con il vino della cantina Sorres, vino Pensamentu. Grande omaggio da parte di uno dei nostri partner e un saluto al nostro ex vice allenatore Massimo Poli. Arriva nel mentre anche il fischio dei 3 minuti prima dell'inizio di questa sfida. Introduciamo il match con Sennuri che dovrà fare a meno di Federico Tola ai box per il problema alla schiena che l'ha tenuto fermo per la prima parte della stagione, quindi il problema che si fa sentire nuovamente per Federico Tola, che deve rinunciare a giocare questa partita. Torna però Stefano Puggioni dopo 2 partite di stop. Dall'altra parte Calasetta rinforzata rispetto all'andata con Amoruso, l'acquisto nel mercato invernale, e Calasetta che è lì al terzo posto in piena bagarre per la seconda piazza. E ha sicuramente in Francesco Russo il miglior giocatore, miglior realizzatore tornato, quello di inizio campionato, segnando 26 punti nell'ultima sfida. Approfittiamo anche per darvi il quadro di questa giornata di Serie C, che si è aperta nella giornata di ieri con la vittoria della Coral per 79-65 contro il Cus. Vittoria della Coral grazie a una prestazione maiuscola da parte del giovanissimo Marco Cesaraccio, 24 punti in 25 minuti per lui con 5 triple a referto, accompagnato dal solito Juan Saud, 23 punti per lui. Non bastano al Cus i 19 di Alessandro Lizzeri, mentre Nuoro ha sconfitto per 102-60 la Torres. Un Nuoro che dimostra davvero di essere una squadra molto in forma. 2 vittorie nette, 32 per Mariani e 23 per Doglio, con l'esordio anche da parte di Cecchin in doppia cifra. Terzo match del sabato di Serie C tra Ferrini e Sant'Orsola, ed è arrivato il primo verdetto a sorpresa, vittoria esterna del Sant'Orsola in quel di Quartu. Dopo i primi 2 quarti con la Ferrini sopra anche i di 10, la squadra di Lelo Porco è tornata con un gran parziale nel terzo quarto di 19-7 e ha portato a casa la vittoria importantissima per agganciare il treno playoff. Non bastano i 20 di Fancello per la Ferrini, che ha dovuto fare a meno di Salone. Dall'altra parte ben 5 i giocatori in doppia cifra, miglior mattatore Alessandro Vargiu con 13, a quota 10 Bertolini, Scanumanunta, Gheier e Pisano, quindi gran vittoria del Sant'Orsola. Quest'oggi si gioca, come detto, Sennuri Calasetta e Antonianum Polisportiva Dinamo a chiudere il quadro della 18ª giornata di Serie C. Squadre che entrano in campo. Andiamo a darvi le scelte dei 2 coach. Classico quintetto per Sennuri, eccezione fatta per la presenza di Paolo Marreu. Tra i primi 5, fedelissimo di coach Piras, ricordiamo, lui e Capitan Marella ci sono da sempre in questa squadra, 6° anno per loro. Compagnia di loro 2, numero 40 di Ubalek, il 21 di Alessandro Pisano e maglia numero 3 per Andrea Cordedda. Dall'altra parte ovviamente Russo in quintetto con Van Limburg, un pack. E palla 2 alzata in questo momento, prova, si combatte sul primo possesso, già si sporcano i giocatori in campo. Calasetta la meglio. Ci prova subito Russo, penetrazione dinamica, sbaglia e poi converte subito. Capacità di controllare i propri errori. Russo abbiamo visto con una gran schiacciata nell'ultima partita in casa per Calasetta. Già primi 2 per il numero 9 per completare il quintetto di Calasetta con il numero 13 Stefano Zucca e con la maglia numero 17 proprio Kevin Amoruso, l'ultimo arrivato in casa a Calasetta. L'errore di Sennuri, Russo è già dall'altra parte, Merella
lo rallenta, è costretto a tornare fuori. Van Limburg, palleggio dell'olandese, si arresta da 3 punti, oscurato dal rientro di Ubalek, l'errore, gran bella sfida all'andata, 3-2 con Ubalek che ha avuto la meglio portando a casa la vittoria. Salutiamo anche gli amici in chat rispondendo alle prime domande. Sennori in classifica di Serie C e prima quota 34 punti con 17 vittorie in altrettante partite. A seguire proprio l'Olimpia Cagliari con 12 vittorie e Calasetta alla pari con Ferrini a quota 11. Ferrini che, come detto, ha perso nella giornata di ieri. Marreu finta la tripla, va sotto da Ubalek, si chiudono le maglie difensive, scarico per Pisano, un colpo, non arriva il fischio e quindi Amoruso dall'altra parte, corre Calasetta, riceve Russo, finta, salta Merella, Vassino in fondo si protegge, grande gesto atletico di Russo, l'errore e quindi Merella, penetrazione di Mancino, si arresta al centro dell'area, l'errore, rimbalzo di Capitan Merella, proprio come Russo, l'errore, controlla il rimbalzo e realizza 2 pari. E salutiamo Luca Merella collegato in chat su Twitch, non se ne perde una. Ancora Calasetta, Van Limburg a spazio, si alza e questa volta non sbaglia. Il primo massimo vantaggio, +3 per Calasetta. Esce dai blocchi e non riceve Marreu, quindi si libera spazio per Ubalek, ricezione complicata, perde il controllo perché Zucca alle spalle ruba il pallone, vola in contropiede, 7-2 Calasetta. Ancora Merella in punta, fuori per Ubalek, perimetralmente Sennori, ancora Ubalek si vuole mettere in proprio, si chiudono le maglie, ancora Ubalek sino in fondo, non arriva il canestro, non arriva neanche il fischio e quindi Zucca già dall'altra parte, ritmo elevato per Calasetta, eccolo qua un Peck che è un po' in ombra in questo avvio, ancora Van Limburg, seconda tripla dell'olandese, 10-2, che inizio di Calasetta che sembra non pagare il viaggio di più di 3 ore e subito parte con le marce elevatissime. Pisano per scuotersi Sennori, Cordedda finta, parte verso il centro, buona difesa di Impec che è molto attivo contro Cordedda che è costretto a isolarsi 1 contro 1, Cordedda va sino in fondo, fallo che in questo caso premia l'attacco, ha portato a casa al massimo Cordedda da questa azione con coach Piras che chiama già la pressione a tutto campo in caso di realizzazione di Cordedda. Sbaglia prima Andrea Cordedda, problemi ai tiri liberi per il numero 3 quest'anno, ma ritrova la concentrazione e realizza il secondo, lui che nei momenti decisivi sappiamo quanto riesca a convertire a cronometro fermo, magari problemi di percentuali durante la stagione, ma quando conta Andrea Cordedda non sbaglia. Dall'altra parte c'è Amoruso, difesa a zona di Sennori, cambia subito il copione difensivamente e Cordedda che recupera palla, quindi grande scelta da parte di coach Piras perché scatena il contropiede di Giri Ubalek sino al capolinea, 3-0 di parziale, Sennori torna lì a -5. Russo, penetrazione, lo scarico per Mpek, gioco rotto, Merella ci mette la mano, diabolico Merella che poi si arresta nel cuore dell'area, premiato dal ferro il tabellone e in un attimo Sennori torna lì a -3, time out Calasetta, gran giocata di Capitan Merella, quando serve c'è sempre tutto il carisma del numero 12 e ovviamente si alza il coro dedicato a lui, non stava guardando la palla ma con gli occhi anche dietro ha sporcato il possesso e ha dato il contropiede, scelta giusta arrestarsi al centro dell'area, il tiro è stato accolto al ferro il tabellone, gran momento per Sennori che reagisce e induce così coach di Calasetta al time out. Leggendo anche i nomi di chi ci scrive in chat, il primo che ci ha scritto è Roberto Mattana 77, presumiamo il padre di
Alberto Mattana, giocatore di Calasetta. Nel momento in cui entrerà in campo Alberto Mattana avremo anche una sorpresa per gli amici a casa, un saluto. Quindi sorpresa nella sorpresa, qua il nostro Pappura e il nostro Nicola Bianchi mi guardano con aria sospetta, non sanno neanche loro. Potete votare l'esito del primo quarto, amici a casa. È attivo il pronostico da questo momento. Si alza Moruso e sbaglia in uscita dal time out. E quindi Cordeda dall'altra parte in punta, penetrazione dinamica, sino in fondo fallo, 2 tiri liberi. E allora in risposta a Roberto Mattana, che è il fratellino di Alberto, rimane in linea perché a breve arriverà la sorpresa. Realizza questa volta Andrea Cordeda, non trema la sua mano e Seniori è lì a -1 parziale, davvero in pochissimo tempo per la squadra di Coach Piras. Siamo solo a 5 minuti e 30 alla fine del primo quarto. Amoruso, taglio backdoor, giocato benissimo da Zucca, reagisce Calasetta e trova 2 punti. Merella dall'angolo immediatamente da 3, Capitan Merella, e dedica del numero 12 che sale così a quota 7 punti. Recupera palla Ubalek nuovamente per Merella, fuori per Pisano, prende posizione Ubalek, non riceve, ancora libero Merella, fate pure 2 di fila e sono 10 i punti del capitano su 15 della Innoviu Seniori. Che partenza del numero 12, davvero indemoniato Wallimburg per rispondere da 3. L'errore, Merella ci mette anche il rimbalzo per Marreu. Cordeda, taglio di Pisano per liberare spazio, si torna da Ubalek, pallone che gira a meraviglia, altro taglio e questa volta Russo è bravo a leggere la traiettoria, arriva l'intercetto, quindi sarà rimessa. Primo cambio per Calasetta, entra Amadori al posto di Zucca, che ha iniziato molto bene questa partita. 15-12 in pack, e lì con Cordeda gli ruba il pallone, poi solo Russo dall'altra parte, non riescono a servirlo i suoi compagni. E quindi Amadori in pack si prende il primo tiro della sua partita e lo manda anche a bersaglio. Grande personalità del numero 99, e parità quota 15 quando è pronto a entrare sul cubo dei cambi l'ex di turno Alessandro Verlic, più di 2000 punti con la maglia di Calasetta, come detto anche in apertura col presidente di Calasetta Basket. Marreu da 3 scheggia il ferro e quindi Amadori dall'altra parte. Merella prova a rubare palla ma lo fa in maniera fallosa, primo fallo del numero 12 ed esce Marreu, entra Verlic. Sicuramente se dovessi scegliere un sesto uomo con grande impatto quest'anno, Alessandro è uno di quelli. Ormai ha trovato la sua dimensione dalla panchina, l'ultima partita l'ha spezzata offensivamente parlando con 19 punti a referto. Russo riceve, attacca subito Pisano, posizione difensiva errata di Pisano in questo caso, ne approfitta Russo che ha delle molle, va sino al ferro subendo il fallo, potenziale gioco da 3 punti per lui. E Calasetta che torna avanti, gran bel primo quarto. Sbaglia però Russo dal tiro libero, non prende neanche il ferro, un errore inusuale, la dimostrazione anche dell'intensità che c'è in campo
grande intensità, è anche difficile poi fermarsi e tirare un tiro libero. Si è visto in questa occasione per Russo, recupera palla però Calasetta e Russo è già dall'altra parte, schiaccia per terra per Van Limburg che non riceve. Il Russo, guardate, va subito a scusarsi con lui. Gran bel giocatore Francesco Russo. Ubalek lascia lì per Pisano, prova a allungare la difesa Calasetta. Merella, palleggio vivo, si va sotto da Ubalek che ancora non ha trovato canestro di difesa schierata, solo un canestro in contropiede per lui. In questo caso arriva il fallo, nessuna delle due squadre in bonus. Secondo fallo però per Van Limburg e cambio in vista, entra Salis, il più esperto di Calasetta. Immediatamente Ubalek dall'uscita, dalla rimessa, sbaglia il classico tiro. Ancora Calasetta sul +2, 3 minuti alla fine del primo quarto. Amoruso si arresta, Amoruso, prima realizzazione della sua partita. Ecco la qualificacia del nuovo acquisto di Calasetta, +4. Verlich sotto per Merella, mani addosso da parte di Amadori, che però riesce a ottenere la palla persa di Merella, che va a prendersi qualche secondo di riposo, entra in campo e torna dopo 2 partite ai box Stefano Puggioni, che va subito a marcare Amoruso. Supera la metà campo Amoruso, poi si isola, spalla a canestro, fuori ancora per Amadori, penetrazione, Mpek, una serie di palleggi, Mpek fa saltare Ubalek e poi Amoruso, anzi era Russo che serve Mpek, che con un gran bel gancio evita l'intervento di Ubalek e Calasetta, nonostante il parziale di Seniori, è riuscita a reagire e addirittura torna sul +6, 15-21. Cordedda contro Salis, Cordedda sino in fondo, Cordedda, palla non entra, c'è Ubalek, non riesce Giri Ubalek a convertire con il tap-in, va per terra Verlich, niente fischio, c'è Russo che però commette infrazione di passi giusta in questo caso, ha saltato nel momento della ricezione e quindi possesso che torna a Sennori quando mancano 2 minuti alla fine di questo primo quarto. Chiamata all'uscita di Puggioni, riceve in questo momento il numero 5, ha subito spazio per colpire, decide però di servire Cordedda, inflazione di passi da una parte, inflazione di passi dall'altra. Ecco, è arrivato il momento della sorpresa di cui parlavo prima, esce Russo, entra Alberto Mattana con la maglia numero 77 e nel pre-partita ho ricevuto una richiesta e questa richiesta verrà eseguita in questo momento, ma ci ha già scritto, quindi il saluto era prima per te Roberto, il saluto a Roberto Mattana, fratellino di Alberto che gioca in America, quindi il saluto a Roberto Mattana che sta giocando in America, proprio in Ohio, quindi il saluto era per te. Che ore sono in America Roberto? Vogliamo saperlo, stai seguendo la partita ma ti sei svegliato presto o ti stai coricando tardi sicuramente, quindi gran saluto a Roberto Mattana direttamente, che ci segue direttamente dal Ohio, mentre Calasetta realizza altri 2 punti. Melisson Persi forse ha realizzato proprio il 77 Mattana in precedenza mentre parlavamo di suo fratello, è Calasetta che così ha il massimo vantaggio in questa partita. Realizza Sennori dalla linea della carità e torna a -6, 1 minuto e 25 alla fine, quindi meno di 90 secondi. Recupera palla Puggioni, va da Cabras, fuori per Cordedda, si alza da 3 punti Cordedda, rimbalza 2 volte sul ferro. Mattana, palla in mano, vuole attaccare Cordedda, ancora Mattana per Salis, si prende il tiro Salis, accolto dal ferro.
Cabras va a guadagnarsi 2 tiri liberi. Sbaglia il secondo Cabras e quindi mancano 40 secondi alla fine del primo quarto. 7 punti dividono le due squadre. Matana palla in mano, fuori per Mpek. Il taglio per servire Russo, giocata splendidamente da Calasetta. Più 9 e segno di palla in mano, non può andare fino alla fine. Discrepanza di 5 secondi tra i due cronometri. Verlic attacca la difesa a zona. Cabras fuori per Pugioni, si può alzare da 3 punti. Stefano Pugioni è tornato e si fa subito sentire. Meno 6, ultima azione del primo quarto. Prova Pugioni a rubar palla. 3 secondi, 2 secondi, si butta Simone Piras. Non basta, rimangono 7 decimi. Ci prova Salis giustamente con un tiro impossibile. Suo allenatore l'ha guardato come per dire: perché hai fatto questo tiro? Ma giustamente ha provato un tiro del genere perché mancavano soltanto 7 decimi di secondo. È finito il primo quarto, segno di 21, Calasetta 27. Dopo andremo a cercare con il nostro Papura se c'è stata un'altra squadra che ha realizzato così tanti punti qui a Sorso contro Sennori. A memoria forse no, forse è l'unica compagine che ha realizzato così tanti punti. Mi ricordo un bel primo quarto della Dinamo, ma non forse ad arrivare a 27 punti. Fino a questo momento abbiamo 6 punti per Calasetta, parti di Russo, 5 per Mpek e 6 anche per Wallenburg, però sull'olandese e anche Somoruso gravano 2 falli. Sennori che ha in Merella il miglior marcatore a quota 10 punti, 2 bombe e 2 canestri da 2. Soltanto 2 falli commessi per Sennori, nessuno premi di falli. 2 punti per Ubalek, 5 per Pugioni e 3 per Cordedda, 1 per Cabras. C'è sicuramente bisogno di aumentare i giri in difesa. 27 punti subiti sono tanti. Sì, salutiamo anche il nostro Mirko Kau, qua è pieno di pseudo rapper a fianco a me. Mirko, devi sapere che abbiamo tanti aspiranti rapper. Si può riprendere con Verlic che si occuperà della rimessa. Pugioni, serve Verlic che ribalta immediatamente per Cabras. Pugioni da 3 punti per riportare subito i suoi a contatto. L'errore e quindi ancora Calasetta che spinge sull'acceleratore. Amadori per Mpek, Salis ancora per Amadori, penetrazione dinamica, battuto Piras, torna fuori da Mpek, infrazione di passi, anzi fallo precedente di Simone Piras.
E ancora Russo riprende dove aveva lasciato, altri 2 per lui e più 8 per Sennori. Verlik immediatamente da 3, Alessandro Verlik, che poi si scambia un 5 con Francesco Russo, che in un modo o nell'altro ha preso il suo posto a Calasetta. Ancora Russo a portare il blocco per Mattana, scarico sotto, letto da Pugioni che spinge il contropiede. Verlik chiuso, ancora Verlik si arresta, centro aria, controlla il corpo Alessandro Verlik, 5 in fila, meno 3. Pronti a rientrare Cordede e Pisano per Cabras e Piras. Dall'altra parte rientrano Van Limburg e Zucca e si accomodano Peck e Mattana. Proprio Zucca, penetrazione immediata e fallo subito. Grande impatto di Zucca in questa partita, sin dal primo secondo, grande intensità per lui. Controlla il rimbalzo Ubalek, Calasetta sul più 4. Pugioni che chiama lo schema. Vede uno spiraglio. Attacca ma viene stoppato da Russo. Poi Ubalek con grande esperienza subisce fallo. Riceve Ubalek dalla rimessa, sbaglia ma poi in qualche modo controlla il rimbalzo. Sta litigando con il ferro quest'oggi il nostro numero 40, e poi si muove al centro dell'area, riceve nuovamente, grande presenza di spirito, sbaglia, conquista il rimbalzo e realizza Giri Ubalek, che non si perde sicuramente d'animo. 28-30. Ancora Russo, anzi si trattava di Amadori, viene stoppato da Cordedda e quindi Pugione già dall'altra parte. Si fa vedere Verlik che si nasconde dietro Ubalek, che spara da 3 punti, non riesce a realizzare in questo caso, ma ottimo impatto del numero 14. E salutiamo anche la nostra fedelissima Marta Villani che ci segue da casa, non può fare altrimenti. Ovviamente sì Marta, lo sai, io sono la solita curraccia. Realizza il primo Zucca, ottimo tiratore di liberi. Sbaglia il secondo proprio per dare dimostrazione di quello che ha appena scritto Marta in chat. Appena si esalta un tiratore di liberi immediatamente sbaglia, è appena successo. E Marta, sì, avevi ragione. Continua però Merella dall'arco dei 6,75, non sbaglia un colpo quest'oggi. Altra tripla, 13° punto, ma soprattutto impatta la sfida a quota 31.
Zucca da 3 punti per rispondere, l'errore, rimbalzo di Ubalek, immediatamente Pisano riceve Merella contro Amoruso, vuole attaccare ancora Merella, il taglio di Cordedda, gran pallone, poi va per le terre Andrea, in qualche modo Mpek trova il pallone, ma c'è infrazione di passi, tutta dovuta all'ottima pressione di Capitan Merella, che ancora una volta è sempre lì. Torna Salis per Mpek sarebbe voluto rimanere qualche secondo più in campo. Problemino forse alla caviglia per lui, Cordedda si alza da 3, l'errore, Van Limburg fa il vuoto a rimbalzo. E quindi Amoruso immediatamente per Zucca, ha una linea di penetrazione, la prende tutta, bravissimo a leggere lo spazio concesso dalla difesa, lo prende tutto il numero 13, Andrea Lunetta con 2 tiri liberi. Anzi solo rimessa, non si trattava di azione di tiro. Infatti rettifica da parte degli arbitri, 2 tiri liberi. Zero su 2 da parte di Stefano Zucca, che rimane fermo a quota 6 punti. Sei minuti alla fine del secondo quarto, è entrato anche Federico Spano. Pick and roll centrale tra Pisano e Ubalek, si sceglie il terzo giocatore che è Merella, ancora il capitano, quarta tripla di serata, più 3 Sennuri. Dall'altra parte Amoruso per rispondere, l'errore, Ubalek a rimbalzo per Spano, viaggia la transizione di Sennuri. C'è Cordedda isolato in un lato, sceglie Merella, finta, vuole penetrare ancora Merella, palleggio vivo, va sotto da Pisano, gliela restituisce, spalle a canestro Merella, fallo subito, non c'è niente da fare, quest'oggi è implacabile il numero 12, fa sempre la scelta giusta. Ritorna in campo Mattana per Amoruso. Riceve e ribalta immediatamente passando da Spano, che consegna per Merella, ancora un pick and roll centrale pressato da Zucca. Merella, palleggio vivo, lo nasconde, va via e subisce un altro fallo, caricando così di falli Calasetta, 2 falli in pochi secondi. Rimessa a Sennuri, assolutamente in controllo il capitano. Sì, abbiamo sfatato questo tabù, caro Luca Merella, la stai guardando e sta giocando bene, quindi si può dire che non sei tu il problema, Luca, quindi dobbiamo trovare forse Martino. Si muove Spano, riceve Ubalek, ancora l'uscita di Merella che ricciola, grande movimento e poi palla geniale di Capitan Merella, la fa passare in un fazzoletto, solo lui può fare una giocata del genere, come vedete dal nostro replay. Che palla, che giocata e che giocatore il numero 12.
No, non è neanche Martino perché la sta guardando anche lui, quindi semplicemente un caso, cari Merellas, con il piccolo di Merella Enrico che sta veramente giocando una partita sublime quest'oggi. Più 5 con Senori che è tornata avanti, Russo risponde ma sbaglia, rottura prolungata per Calasetta. 4:40 alla fine del secondo quarto. Pisano, Spano, altra penetrazione, ci vicina lui Pisano, ha spazio per colpire da 3 punti, calpesta la linea, si spiega con Mameli. Russo per Van Limburg, Calasetta ha bisogno di ritrovare i 2 punti, ma Ubalek non è dello stesso avviso e stoppa l'olandese. In qualche modo Calasetta ritrova il possesso, ma manca solo un secondo alla fine dei 24. Il tiro sembrava fuori tempo massimo. Gran canestro di Zucca, che mette a sedere Merella e spara da 3. Gira in lunetta per Giri Ubalek. Realizza il primo. Realizza il secondo, Senori sul più 4 e subito la pressione, palla recuperata. C'è sempre lo zampino di Capitan Merella. E mentre è passato il replay dell'assist, è passato nuovamente il replay dell'assist di Capitan Merella per farlo gustare nuovamente agli amici a casa, in particolare per la richiesta del nostro Martino Merella. Ricordiamo al nostro Martino Merella che Pappu con 2 P, se no è Pappu Gomez, ex trequartista dell'Atalanta. Mentre altra pressione, questa volta Mattana subisce fallo, Merella si accusa immediatamente. Esatto Martino, così va benissimo. Realizza il primo Mattana e ricordiamo e rinnoviamo un saluto a suo fratellino che ci sta seguendo direttamente dall'Ohio, lui che studia e gioca anche in America, quindi grande esperienza per lui, lo salutiamo calorosamente. Non sappiamo se si chiama Roberto o se Roberto è il canale del padre a cui guarda le partite. Comunque saluti al piccolo Mattana. Cordedda dall'altra parte, Andrea Cordedda fino in fondo anche col contatto di Impec, che non è sicuramente un difensore facile da superare. 2 sicuri, terzo in arrivo. Quindi Cordedda ha la possibilità di convertire il
potenziale gioco da 3 punti e riportare i suoi sul +6, non riesce però nella realizzazione, quindi si rimane sul 40-35. Zucca supera la pressione nell'angolo, Mattana da 3, secondo ferro Ubalek, che dopo un avvio complicato è entrato molto bene in partita. Merella chiude il palleggio, ribalta per Spano con coach Piras che era pronto a ricevere quel pallone. Per fortuna sua l'ha ricevuto proprio Spano, sotto per Merella, schermato da Van Limburg. Russo limitato con un fallo da parte di Spano. C'è da dire una cosa, amici a casa, grandissima sportività da parte delle due squadre in campo. Ogni volta che c'è un contatto si aiutano a vicenda. E c'è anche grande rispetto fra le due società, come detto dal presidente in apertura. Realizza Russo e Marta lo sai bene che questo è il destino crudele di un telecronista, e sappiamo che Russo è un grande tiratore di liberi. Vediamo se succederà anche in questo caso. Realizza, quindi tabù sfatato con Russo che riporta i suoi sul -3. Ma che partita che stiamo vivendo, 40-37, 2 minuti e 50 alla fine. Tocca un pack, ma non basta per recuperare il pallone. Ancora Cordedda, questa volta esagera con la penetrazione, fallo in attacco, grande difesa e gran posizione di Alberto Mattana. E Calasetta è lì. Con soltanto 10 punti però realizzati in questo secondo quarto. Chiuso a 27 il primo. Senuri sicuramente ha deciso di aumentare la difesa e si è visto dai 5 minuti abbondanti di blackout per Calasetta. Un pack, vuole andare fino in fondo, un pack, 2 liberi. E Cordedda che commette 2 falli in poco meno di 20 secondi. Questa può essere una tegola, dovrebbe essere il terzo fallo di Andrea Cordedda. Invece no, è soltanto il secondo. Buona notizia per coach Gabriele Piras, 2 falli commessi in pochi secondi. Escono Spano e Pisano, rientrano Puggioni e Marreu. Dentro il primo per un pack. Contropiede per Marreu che si fa trovare pronto. Grande giocata di Marreu che capisce. Spazio libero, va a subire fallo. 2 liberi in arrivo per il numero 16. Saltare il rientro difensivo. Scelta intelligente per evitare la stoppata e guadagnarsi 2 tiri liberi. Mentre salutiamo tutti gli amici che si sono iscritti questi ultimi minuti per seguirci. Un grande ringraziamento per quello che fate, mentre Marreu sbaglia il primo ma realizza il secondo. 41-39. Pressione ancora una volta di Merella. Fallo, dovrebbe essere il terzo di Capitan Merella. Fallo dato a Marreu e non a Merella. Primo fallo di Marreu, nonostante Capitan Merella si stesse accusando del fallo. Sbaglia il primo Zucca che sta litigando e non poco. Quest'oggi è già il quarto errore per lui dalla linea della carità. Ritrova la concentrazione, non sbaglia in questo caso. 41-40. 2:30 alla fine. E poi sarà intervallo lungo. Puggioni, passaggio per Cordedda, la tocca Russo che si accusa dell'infrazione. Molto sportivo il numero 9.
ancora Cordeda, sino in fondo, non riesce a realizzare Ubalek, ancora un rimbalzo conquistato per il numero 40, Merella, Cordeda, si muovono i giocatori, tagli dal lato debole, ancora passaggi perimetrali, Puggioni decide di arrestarsi a centro area, sbaglia Macegini, Ubalek a ripulire tutto e ripristinare il +3, un possesso pieno di vantaggio. Van Limburg, pick and roll tra lunghi, ancora Van Limburg, non se la sente di tirare, sceglie Russo, marcato da Marreu, poi Russo si prende il tiro da 3, palla che non arriva neanche al ferro. E quindi Merella è già dall'altra parte, piedi dentro l'area, palleggia, arresta il tiro, secondo ferro. Rimbalzo di Impec, Amadori dall'altra parte, Zucca lanciato dietro schiena per Russo, l'errore. È tutto utile a Van Limburg che deve solo appoggiare al vetro il nuovo -1. Altra palla persa in questo caso da Senori, non si intendono, è Russo. E già dall'altra parte e Calasetta rimette il naso avanti quando siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto. Ubalek attacca, Ubalek, fallo di Van Limburg e poi fallo tecnico, direi anche un po' eccessivo in questo caso, con Van Limburg che era salito molto bene. Questo fallo è un po' al limite, ci poteva stare anche la stoppata dell'olandese che si è lasciato andare giustamente a un'esclamazione, ma forse ci stava un richiamo, non direttamente un fallo tecnico. Buon per Senori che ne può approfittare. Giustamente Van Limburg sconsolato, era un passo da stoppare Giri Ubalek che poi si ritrova a subire un fallo tecnico, un po' troppo in questo caso per il numero 16, che in un attimo tra l'altro subisce 2 falli. Ed è il terzo fallo di Van Limburg perché ha fatto il terzo e il quarto fallo, perché era già 2 falli e questa sì che è una tegola. Quindi direi che è un tecnico che assolutamente poteva risparmiarsi in questo caso l'arbitro, perché direi che condiziona la partita e non poco, perché il quarto fallo alla fine del secondo quarto. Sarebbero stati 3 falli, andava bene così. E ne può approfittare così Giri Ubalek. Tiro libero gratuito, mandato a bersaglio. Un regalo che scarta il numero 40. Realizza anche il primo dei 2. Per quanto riguarda i 2 tiri liberi del fallo subito, ovviamente 3 su 3 e Senori che torna sul +2. Un pack come passaggio di sicurezza, si fa vedere, riceve, taglio di Amadori, riceve Zucca, sempre dinamico il numero 13 in penetrazione. Ennesimo fallo subito, vado a memoria, sarà il quinto fallo subito da Stefano Zucca, che davvero una spina nel fianco in questo tipo di fondamentale. Ricordiamo già però 4 errori dalla lunetta per lui, 3 su 7 fino a questo momento. Sbaglia il primo Zucca, diventano 3 su 8 a cronometro fermo per lui. In caso di arrivo in volata Calasetta rimpiangerà e non poco questi punti lasciati lì. Realizza il secondo. Ultimi 32 secondi di seconda frazione, ancora Pisano vuole andare spalle a canestro, buon movimento ma si chiude la difesa. Arriva Russo
E Zoppa, lui che gioca da esterno in attacco, ma più delle volte con gli aiuti difensivi è un interno. Kubalek si libera come può, Puggioni dall'angolo, tiro da 3 punti e bomba di Stefano Puggioni, che è assolutamente cinico da quando è entrato in campo. Ci poteva stare anche il fallo. Più 4 seniori, 3 secondi alla fine del quarto, si arresta Amadori, il tiro, l'errore, finisce anche il secondo quarto. Seniori 49, Calasetta 45. Primo parziale vinto da Calasetta per 27-21. Seniori ha fatto la voce grossa nel secondo, assicurandoselo per 28-18. E adesso pausa lunga e ci ritroviamo per il terzo quarto di gioco. Young Money. Yeah, yeah. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights. We've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now, man. And this what I'ma do till it's over. Till it's over. But it's far from over. Alright, bottles on me. Long as someone drink it. Never drop the ball. Fuck it, y'all thinking. Making sure the Young Money ship is never sinking. About to set it off in this bitch, Jada Pinkett. I shouldn't have drove. Tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I could teach you how to speak my language, Rosetta Stone. I swear this life is like the sweetest thing I've ever known. About to go Thriller, Mike Jackson on these niggas. All I need's a fucking red jacket with some zippers. Super good Smitto, a package of the Swishers. I did it overnight, it couldn't happen any quicker. Y'all know them, well fucking me either. But point the biggest skeptic out, I make him a believer. It wouldn't be the first time I done it, throwing hundreds when I should be throwing ones. Bitch, I run it. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights. We've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now, man. And this is what I'ma do till it's over. Till it's over. But it's far from over. One thing about music, when it hits you, feel no pain. And I swear I got this shit that make these bitches go insane. So they tell me that they love me, I know better than that. It's just game, it's just what comes with the fame. And I'm ready for that, I'm just saying. But I really can't complain. Everything is kosher, 2 thumbs up. Eva and Roper, I really can't see the end getting any closer, but I'll probably still be the man when everything is over. So I'm riding through the city with my high beams on. Can you see me? Can you see me? Get your vibes in on. Y'all just do not fit the picture, turn your widescreen on. If you thinking I'ma quit before I die, dream on. Man, they treat me like a legend. Am I really this cold? I'm really too young to be feeling this old. It's about time you admit it. Who you kidding? Man, nobody's ever done it like I did it. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights. We've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living
living life right now, man. And this what I'ma do till it's over, till it's over. But it's far from over. Yeah, that's right, I'm doing me, I'm doing me. I'm living life right now, man. And this what I'ma do till it's over, till it's over. But it's far from over. Chip. Target. But bitch. Fuck. Fuck. Motherfucker. 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 Shit. Yeah. Fuck. That's that's fuck. They're playing basketball. We love that basketball. They're playing basketball. We love that basketball.
favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. Just like I was a king on the microphone, so was Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play still is the alley-oop. I like the pick and roll, I like the give and go. 'Cause it's basketball, I'm Mr. Curtis They're Blow. playing basketball. We love that basketball. They're playing basketball. Oh, yeah. We love that basketball. I used to go to dinner, then take my girl to see Tiny play against Earl the Pearl and Will, Big O, and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem was the center on my study team. Ho! To the hoop, y'all. In your face, here goes Clyde Rickberry and Pistol Pete. Now these players. Iniziato il terzo quarto, amici a casa, più 4 seniori, gran bella partita. Con Calasetta che rientra in campo con Salis, la novità, subito 2 punti per lui a non far rimpiangere i 4 falli di Van Limburg in compagnia di Amoruso, Zucca, Beck e proprio Francesco Russo. Dall'altra parte seniori con il quintetto iniziale, ovvero Marreu, Pisano, Merella, Ubalek e Cordeda. Merella da 3, riprende da dove aveva lasciato. Quest'oggi è indemoniato, altra tripla, quinta di Capitan Merella, anche con l'inquadratura laterale che non ci fa vedere il canestro ma ci fa apprezzare il gesto tecnico del capitano. Un pack dall'altra parte, Amoruso per Russo da 3, Russo primo ferro, rimbalzo di Amoruso che serve ancora Zucca sino in fondo, Ubalek gli dice di no. Marreu ancora per Merella nell'angolo, è on fire, ci riprova, questa volta il tiro è lungo e poi Pisano a bloccare l'azione. Muri. Ancora Russo ad attaccare, Vassino in fondo dimostra di essere un giocatore che ha meno un tiro da 3 rispetto alle penetrazioni, ma le penetrazioni di Russo sono davvero infermabili. Ancora Merella sotto da Giri Ubalek, fallo di Salis. Due tiri liberi per Giri Ubalek che ha litigato un po' con il ferro in questa prima fase, poi però è riuscito a trovare le contromisure, a capire anche come attaccare. La difesa di Calasetta molto fisica, sta caricando di falli gli avversari, realizza il primo, sbaglia però il secondo. Zucca è già dall'altra parte per Mpek, mette il piede a posto Mpek, si vuole andare sotto, il pallone però torna fuori da Zucca, si apre Salis, rifiuta la tripla, ancora Salis, penetrazione complicata, in qualche modo Amoruso da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo lungo, preda di Marreu che poi va a subire fallo da parte di Francesco Russo. Dovrebbe essere il terzo fallo di Francesco Russo e così è. Marreu ribalta per Merella passando da Pisano, poi si trova Ubalek sotto, l'errore da vicino, prova a toccare Ubalek che commette fallo.
Salis viene stoppato da dietro da parte di Merella, che scatena così il contropiede, recuperato proprio da Salis, che devia il pallone fuori. Arriva la palla persa e quindi Calasetta sul -4 ha la possibilità di riavvicinarsi. Russo per Salis, ancora per Amoruso. Peck riceve, spara da 3 immediatamente. Primo ferro, non contento il coach di Calasetta, che invita i suoi a difendere. Quindi Ubalek da 3, eccolo qua, anche col tiro pesante Gili Ubalek, più 5 Sennori. Prova a scivolare Pisano, si butta Marreu, che giocata di Paolino Marreu. E possesso che dovrebbe premiare Sennori. Non vediamo la freccia da qua, dovrebbe essere sì, un po' pendente, comunque sì. Nel mentre ricordiamo che la diretta odierna è gentilmente offerta da due nostri partner, Pisano Centro Divisioni Auto e Moto e Marco Gaspal Fabbro. Sono due partner locali che da anni danno il loro contributo alla pallacanestro Sennori, fonti inesauribili, è davvero un onore per noi, quindi ricordiamo contributo di Marco Gaspal Fabbro e Pisano Centro Divisioni Auto e Moto, che con grandissimi sacrifici in questi anni, anche quando la squadra non era in Serie C, hanno dato il contributo proprio alla pallacanestro Sennori, quindi un plauso va a loro che ci sono da sempre, che rappresentano le attività locali di Sennori. Mentre finisce il time out, squadre che stanno per rientrare in campo, fase decisiva del match. Terzo quarto, come al solito, è cruciale in questo sport. Più 7, palla in mano per la Innovius Sennori, che è anche il massimo vantaggio. Marreu va sotto da Cordedda, si torna fuori da Pisano, ribalta per Merella che si prende un'altra tripla, questa volta non entra e c'è il fallo di Cordedda. Attenzione al numero del fallo, dovrebbe essere il quarto, se non andiamo errati, è il quarto fallo appunto di Andrea Cordedda. 4 falli Van Limburg da una parte, 4 falli Cordedda dall'altra. E rientra Matteo Cabras e quindi Amoruso, palla in mano. Calasetta che deve reagire, è stata in vantaggio per gran parte del primo tempo, adesso deve inseguire di 7 lunghezze, ci pensa subito Stefano Zucca, che sta disputando una partita pazzesca, al numero 13. Questo è il 13esimo e riporta i suoi sul -4. Ancora Ubalek vuole attaccare, fallo in attacco di Giri Ubalek. Da una parte all'altra decisivo Stefano Zucca. Nel mentre ringraziamo per aver seguito il nostro canale, sicuramente starà seguendo anche la diretta un ex giocatore di Calasetta, e che giocatore, Jael Barreiro, che ci segue e lo salutiamo calorosamente. Nel mentre in Peck sino in fondo è Calasetta -2.
un canestro quasi alla Inzaghi, verrebbe da dire, però nel basket è più che efficace. E quindi Amoruso, il taglio da parte di Russo, vuole attaccare Amoruso, infrazione di passi. Adesso non sappiamo se dovrebbe essere il socio di Alessandro Verlic per quanto riguarda l'attività a Calasetta, già il Barreiro, quindi doppio saluto anche in veste di socio di Alessandro Verlic. Proprio Alessandro che riceve nell'angolo, penetra, scarica per Merella, ancora per Verlic, giocano benissimo i due, peccato per il tiro che non è entrato. E quindi Zucca dall'altra parte spinge per Russo contro Pisano, vuole andare fino in fondo, tiro difficilissimo, niente fischio e siamo già dall'altra parte. Giri Ubalek. Salutiamo anche agli amici che ci seguono direttamente da Castelnuovo. Stavo per dire oggi mancava il nostro fedelissimo Massimo Verlic, ma comunque arriva il saluto dagli amici di Castelnuovo e li salutiamo calorosamente come sempre. Sbaglia da vicino Zucca e quindi Pisano ha spazio per colpire da 3 punti. Eccolo qua, il mattatore della sfida della Bunker con 5 triple. Si sblocca anche quest'oggi. 6-1-5-4. Mpek, penetrazione, Mpek fino in fondo. 2 liberi per Mpek, che è un giocatore che non si spreca mai. Uno su 2 per Mpek. Altro errore di Senori e altro rimbalzo offensivo di Giri Ubalek, che sicuramente avrà scollinato già i 10 rimbalzi. Van Limburg, Amoruso, penetrazione, Amoruso, tiro quasi alla cieca, deviazione di Mpek e Senori che sul più 8, momento decisivo, 3:50 da giocare nel terzo quarto e possibilità di allungare e raggiungere finalmente la doppia cifra di vantaggio. Ancora Verlic, si isola, ultimi secondi dell'azione, si prende il tiro Verlic difficile, sbagliato, un pecca rimbalzo. Finta di Mpek, torna fuori da Zucca, si prende il tiro da 3, non va e quindi non paga Dazio Senori. Cabras, taglio di Ubalek non servito, nell'angolo Pisano, con pazienza Senori, ultimi 6 secondi e quindi Pisano da 3, Pisano primo ferro, Merella con uno scatto unico, recupera anche questa e poi Cabras sbaglia per 2 volte, c'è il terzo tentativo e non tradisce, ma questi 2 punti sono principalmente merito di Capitan Merella, che ha fatto uno scatto unico per salvare quel pallone, e più 10 Senori. Cabras si svita, sbaglia, fallo su Van Limburg e Senori che ha esaurito il bonus, 2 liberi per
Leopold Van Limburg, che ha 4 falli e gioca con un solo fallo a disposizione per lui. Time out in campo, più 10 se non li ha provato l'allungo, sta provando l'allungo. Vi do anche qualche statistica, poi dal quarto quarto cederò lo scettro delle statistiche a Papura, che ve le trasmetterà direttamente in grafica. Fino a questo momento, mentre passano i replay, questo è il canestro di Cabras viziato in positivo dal recupero pazzesco di Capitan Merella. Guardatelo da questa inquadratura, non si è visto neanche, è stata una saetta. Calasetta che ha in Zucca e Russo i migliori marcatori fino a questo momento, entrambi a quota 14, doppia cifra anche per Mpek. E invece Seniori che ha in Merella il miglior marcatore, anzi Giri Ubalek che è diventato il miglior marcatore a quota 21 punti di Giri Ubalek, assolutamente silenti nel numero 40. Pisano palla in mano, fuori per Ubalek, ancora per Pisano, penetrazione, ritorna il pallone a Giri Ubalek, seconda tripla e 24esimo punto, e la sente questa sfida, massimo vantaggio assoluto nella partita. Per Seniori che è sul più 12, Mattana, inflazione di passi. Qualche secondo di riposo per Merella, certo che alternare Merella e Pugioni in cabina di regia è un gran lusso per questa squadra. Ancora Pugioni, penetrazione di mancina, fuori per Ubalek, si arresta, Giri Ubalek, questa volta non entra, un Mpek a rimbalzo. Mattana per Amoruso. Tripla, piede a posto da parte di Amadori. Fortunato ma vale 3 punti. Quest'anno, per rispondere agli amici in chat, in particolare a Chef Kiko, sono 4 le regioni che si affrontano. Quindi uno spareggio a 4 regioni, presumibilmente Sardegna, Puglia, Sicilia è la quarta, non so con esattezza. Comunque salgono 3 squadre su 4 quest'anno. Dall'altra parte Amoruso segna, subisce il fallo, vale un'etta col tiro libero supplementare. Dovrebbe essere così quest'anno la formula per lo spareggio, ovvero 4 regioni che si affrontano in questo modo, 2 semifinali che non sono delle semifinali. La squadra che vince sale in Serie B interregionale, quindi salgono immediatamente 2 squadre e poi ci sarà una terza sfida fra le 2 squadre sconfitte e ci sarà la possibilità anche per una di queste 2 squadre sconfitte di salire in B interregionale, quindi 3 squadre su 4, a differenza dell'anno scorso che era un dentro fuori. Mattana falla in attacco. Cronometro del campo che non parte, è fermo.
riparte in questo momento, si sono persi almeno 10 secondi buoni. Come sbagliano i giocatori in campo, come sbagliano gli arbitri, può succedere anche al tavolo, amici a casa. Non è successo niente assolutamente, adesso gli arbitri ripristineranno sicuramente i 10 secondi persi. Grazie a te, Chef Chicco. Qualsiasi dubbio, se posso, ve lo esaudisco volentieri. Nel mentre è arrivato fallo, cosa è arrivato? Quarto fallo di Amoruso che si accomoda in panchina. Ripristinato il cronometro, 39 secondi. Quindi ancora Pisano, scarico per Cabras. Si fa trovare pronto e realizza Concord ed è in panchina con 4 falli. Fondamentale questo canestro. 10 secondi alla fine del quarto. Un pack, Russo da 3, Russo l'errore, rimbalzo, Cabras per Pisano. 4 secondi, 3 secondi. Ci pensa Pugioni con la preghiera. Stefano Pugioni. Tripla pazzesca allo scadere. Stavo per dire, questa è zona Merella, ma è anche zona Pugioni. Pazzesca tripla e non poteva chiudere al meglio Seniori. Finisce il terzo quarto, 73 Seniori, 61 Calasetta.
Ok, ok. Iniziato il quarto, segno di sopra i 12 punti, Calasetta palla in mano, un pack, finta la tripla, Vassino in fondo contro Verlik, falla e canestro. Rimbalzo di Impact che poi però si fa sottrarre il pallone da Merella che vola in contropiede, intelligentemente capisce che non aveva angolo e poi Pugioni da 3, l'errore, Merella si combatte sotto canestro. Si apre, riceve Verlik. Ancora Verlik si isola, penetrazione, arresto e tiro, l'errore e quindi il rimbalzo di Van Limburg. È tutt'altro che chiusa questa partita, che ha dimostrato di cambiare padrone da un momento all'altro. Si butta Russo e recupera anche questo. Mattana ha una prateria per andare fino in fondo e non sbaglia. Ancora Spano, si svita il tiro, l'errore, si combatte a rimbalza, la meglio un pack. Russo vuole penetrare, Russo, fallo in attacco. Ha sbracciato contro Merella che ha preso il colpo. Arrivano anche la grafica con le statistiche di questa partita. Ubalek 24 punti. La Jetta è tornata sotto la doppia cifra di svantaggio e quindi Cordeda che è rientrato sul parquet, Vassino in fondo, Andrea Cordeda, fallo, Andrea Cordeda, 2 liberi. Anche Mattana quota 4 falli come Russo e Van Limburg. Problemi di falli per Russo come all'andata. Cordeda non sbaglia. Nuovo più 10. Arriva anche il quarto fallo il terzo fallo di Marella. Prova a anticipare Cordeda, possesso che rimane a Calasetta con 13 secondi per andare al tiro. Taglio di Mattana, vuole sfidare Ubalek, lo fa saltare, buona giocata di Mattana in questo caso, poi Ubalek tocca ma non basta, si rimane da questa. Van Limburg riceve e spara immediatamente, una gran tripla dall'angolo, terza tripla per l'olandese quest'oggi. E Calasetta è assolutamente viva. Pugioni dietro la testa per Ubalek, grande palla alto basso con Cordeda che non se la sente
di restituirgliela. Puggioni se la sente come di penetrare, però non realizza. Zucca è già dall'altra parte per Russo che non riesce a ricevere il pallone. Sarebbe stato un contropiede importante per i suoi. Ancora Verlik, uscita elevator, vuole attaccare contro Van Limburg, si prende il tiro da 3, primo ferro. E poi Merella in qualche modo anche aprendo il compasso devia alla Giorgio Chiellini. E ve lo dico per esperienza, attaccare con Merella che ti segue a tutto il campo in difesa è davvero davvero complicato. Non riceve Van Limburg, riceve Zucca, scarico, fallo di Merella. Adesso sì che arriva il quarto per Capitan Merella e torna Pisano. Molto attento coach Piras a queste dinamiche. Ancora Amoruso, Van Limburg, un pack consegnato ancora per Amoruso che attacca, si arresta, scarico per Zucca. 17° punto per Zucca e meno 5 Calasetta. Cordedda vuole attaccare, Cordedda. Ancora Andrea Cordedda, 2 liberi in arrivo, una quantità di falli subiti dal numero 3, pazzesco. Tantissimi falli fischiati quest'oggi. Calasetta ne ha 3 a 4 falli, Senori ne ha 2 a 4 falli e ben 3 a 3. Quindi la dimostrazione è a dimostrazione anche di quello che ho detto nel primo quarto. Quando conta, Cordedda non sbaglia, 2 su 2. E poi che gesto difensivo di Alessandro Pisano. Papura se l'è perso. Pisano ha letteralmente rubato il pallone come con il tentacolo, una piovra. Alessandro Pisano, diabolico. Ci siamo persi anche il quinto fallo di Francesco Russo in precedenza, infatti è in panchina, è una costante, andata e ritorno Russo, sempre 5 falli con Senori. Ubalek che si fa sentire anche a livello vocale per subire questo fallo e così è quinto fallo anche per Van Limburg. Russo 5, Van Limburg 5. Dovrà giocare questi ultimi 6 minuti senza i suoi 2 migliori giocatori. Sicuramente la partita di Van Limburg è stata condizionata e non poco da quel fallo tecnico, a mio modo di vedere eccessivo. Ubalek non trema, più 8 Senori, più 9. Vedremo la reazione di Calasetta senza i suoi giocatori più importanti. Però c'è Zucca che quest'oggi sta disputando un'ottima partita. Pressione che trova libero Amoruso, 2 punti. È ancora lunghissima la partita, 6 minuti da giocare. Cordedda si svita, Cordedda! Tutta l'eleganza del numero 3 che ha capito che vicino al ferro ci sarebbero state più di una difficoltà.
si è svitato e ha realizzato un pack da 3, rimbalza le volte sul ferro, Cordet da rimbalzo, spinge già dall'altra parte, Merella ha spazio per alzarsi da oltre 7 metri, più che in fiducia il capitano, quinta bomba di serata, questa pesa come un macigno perché li riporta sopra di 12. Era talmente lontano che è andato fuori inquadratura rispetto al nostro replay. Sbaglia Calasetta, momento propizio per Sennori a 5 minuti dalla fine. Merella, scarico sotto, gran palla per Pisano, si stanno divertendo assolutamente i giocatori in maglia bianca o verde. 86-72, massimo vantaggio assoluto nella partita e ancora una volta c'è un pallone pazzesco dato da parte di Capitan Merella a Pisano. Risponde Amoruso ma sbaglia. 4 minuti e 36 non in controllo. E vi ricordo che a breve potete votare l'MVP. Ma penso che ci siano pochi dubbi quest'oggi. Pochissimi dubbi. Candidati al premio di MVP della partita odierna sono Capitan Merella, ovviamente Giri Ubalek. Per le prove hanno messo sul pari che l'altro nome che metto per Sennori è Stefano Puggioni. E per quanto riguarda Calasetta mettiamo Russo e Zucca. Francesco Russo e Stefano Zucca. Non riesce la giocata di Sennori, dall'altra parte ancora Calasetta da 3, sbaglia, tanti errori in questo finale, poi c'è Puggioni che decide di rallentare. Cari fratelli Merella, votate nel sondaggio in alto, se guardate in alto c'è scritto chi è l'MVP, abbassate la tendina e cliccate. Eccoli lì che già sono arrivati 2 voti. Saranno loro, saranno proprio loro. Ah, si può vedere, vediamo. Oh. Vediamo un po' i 5 voti come salgono per Capitan Merella. Ovviamente, eccolo lì, Lilo Merella che ne manda 10 di punti canale. Pisano, penetrazione, scarico, Merella dall'angolo, sotto nuovamente per Pisano. Sbaglia da vicino, riconquista il rimbalzo. Era quasi, l'ha fatto quasi apposta per giocare un'altra azione e trovare Stefano Puggioni libero per un'altra tripla. Stefano Puggioni. Il parziale diventa anche molto largo per quello che si è visto quest'oggi, con Calasetta che ha giocato 35 minuti ad alta intensità. Merella non si ferma neanche stavolta, ruba palla da dietro e Pisano si alza da 3, non va.
Riposo per Alessandro Pisano. Rientra Alessandro Verlic per questi ultimi 2:30. È il suo campo! È il suo campo! E quindi ultimi 2 minuti solo per le statistiche in questo caso, con Calasetta che giustamente giocherà fino alla fine. Bravo un Peck che ne mette a referto altri 2. Aspettiamo ovviamente il suono della sirena per dirlo, ma Sennori è vicinissima alla matematica certezza di essere prima in classifica. Ovviamente anche in caso di sconfitta quest'oggi sarebbe stato poi difficile perdere quel primato, però comunque arrivata la matematica si può dire, ricordando anche agli amici a casa quello che sarà poi il programma playoff della Serie C. Possiamo anche già proiettarci per quello che sarà la post season, i playoff che inizieranno domenica 27 aprile, gara 2 giovedì 1 maggio ed eventuale gara 3 domenica 4 maggio, semifinali playoff che inizieranno invece domenica 11 maggio con gara 2 di mercoledì 14 e eventuale gara 3 di domenica 18 maggio. La finale invece inizierà proprio di domenica 25 maggio, mercoledì 28 maggio gara 2, eventuale gara 3 di domenica 1 giugno, a differenza dell'anno scorso che si giocava ogni settimana. Questi playoff, per fortuna direi, si gioca ogni 3 giorni, per fortuna per noi che la raccontiamo, magari per chi gioca un po' meno. E poi lo spareggio per salire in interregionale inizierà il weekend del 7-8 giugno con la sfida di ritorno il weekend successivo e in caso di vittoria potrebbe assicurare già l'accesso alla Serie B interregionale e in caso di sconfitta ci sarebbe addirittura un'altra occasione con l'altra squadra sconfitta. Questo però soltanto dopo aver conquistato il titolo di Serie C in Sardegna. Mancano 90 secondi alla fine di questa sfida. Onore al merito a Calasetta che ha disputato una bellissima partita, mettendo in difficoltà e non poco la Innoviu Sennori. Poi però i ragazzi di coach Piras hanno stretto le maglie difensivamente, hanno fatto la voce grossa e il parziale è maturato grazie alle giocate di Capitan Merella e Giri Ubalek. Rimbalzo di Zucca che immediatamente serve a Moruso. Continua a giocare Zucca sino alla fine. Piccolo spoiler, attenzione che Stefano Zucca sta vincendo il premio di MVP. È successo già una volta con Andres Mariani. In questo momento abbiamo parità, perfetta parità. È andato in vantaggio Merella di 1 adesso. Vi raccontiamo a 1 minuto dalla fine la situazione MVP. 57 voti per Merella, 56 per Stefano Zucca. Vediamo chi sarà veloce e rapido col ditino fino alla fine. Attenzione, Merella più 4 contro Zucca. Adesso ci stiamo divertendo ovviamente perché la partita è andata con Sennori che ha vinto e Merella va sul più 10 anche con Zucca. Niente, Merella se ne va, come abbiamo ricordato agli amici a casa. Merella ha preso il largo.
e poi proprio Zucca contro Merella, sino in fondo l'immagine di quello che stavamo raccontando, la sfida per l'MVP. E questa è la fotografia di questo momento, 25 secondi alla fine, cambi. E quindi possiamo chiudere la votazione dell'MVP, direi nettamente. Capitan Merella 78 voti a 56, vince l'MVP odierno. Comunque grandi applausi a Calasetta e a Stefano Zucca, autore di una bellissima partita. Cabras non se l'aspettava, si torna fuori da l'altro Cabras, Martino. Quella era uno scambio tra Cabras, M.Cabras ed M.Cabras. Si dovrebbe scrivere Matt.Cabras e Mar.Cabras a quel punto. Amoruso realizza per rendere leggermente meno amaro il parziale. Ultimi 3 secondi, Pugioni presumibilmente tirerà, non lo fa Calasetta, ma fuori tempo massimo. Finisce la partita, Sennori batte Calasetta 94 a 81 ed è ufficialmente prima del campionato di Serie C. Ricordiamo ovviamente, dopo aver premiato il premio MVP ci sarà una pausa di circa un'ora e poi alle 8 sempre in questo campo giocano i ragazzi della promozione contro la capolista Porto Torres. Sfida bella e importantissima e quindi rimanete collegati. Ricordiamo il parziale finale: Sennori batte Calasetta 94 a 81, nonostante un primo quarto dove Calasetta ha vinto per 27 a 21, diventando la squadra ad aver realizzato più punti nel primo quarto contro Sennori. Ricordiamo che i migliori realizzatori dell'incontro sono Giri Ubalek con 26 punti, Stefano Zucca dall'altra parte con 16, Enrico Merella con 22. È tanta difesa e si assicura il premio di MVP e lo premieremo a breve al centro del campo. E quindi grazie a tutti per averci seguito, ma rimanete perché, come detto, premiazioni e poi la partita di promozione. Y'all, yes. Oh, here I go. Face. Dip. Oh, man, you can't shake me, man. Jump. Get on down. I like this basketball. In your face. Swish. Oh, yeah. To the hoop, y'all. It's basketball. Tell me, were you in the joint? The Knights will score 100 points. And when the Celtics won titles back to back, they didn't give nobody no kind of slack. But when Dr. J shook the whole team with moves that came right out of a dream of win. Will the street stood so tall, playing deep with his eyes basketball. To the hoop, We y'all. love that basketball. Yeah, girl. They're playing basketball. Dip. We love that basketball. Oh, yeah. I get my ball and then I go and play like the superstars in the NBA. The forwards, the centers, and all the guards. The ones you see on the bubblegum cards. Me and homeboy would go one-on-one, cause playing the game is a lot of fun. Or sit by the TV and watch them all, cause Curtis Blows repping basketball.
Belotti, la Salvatore. Cause sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, but sizzle my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God, Slizzle does not give a Till the fuck. roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone holla, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone holla. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's in its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got to give me. The presence wet dream like Bob and your Whitney. Nate hit me. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone holla, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this. Amici a casa, classico post partita, MVP nonché aiutante, perché questo banner mi ha aiutato il nostro capitano, premiato dagli amici a casa. È stata una partita bellissima, ma anche la sfida per l'MVP, perché da casa stavano mandando voti ovviamente, dei fratelli su tutti ma anche altri. A parte quello, premio che arriva subito. Che partita è stata, Chico? Molto intensa dall'inizio, con Calagetta che ha messo le mani addosso, ha fatto sentire la vigilità, però poi voi dopo col vostro mantra siete riusciti a portarla a casa. Se devo parlare personalmente, sto giocando anche con una motivazione in più ed è molto grande, quindi è più che una missione per me in questo momento, perché devo dare il massimo a tutti i costi. Per quanto riguarda la squadra, siamo partiti un po' scarichi, in difesa stavamo ottenendo, solo che loro hanno preso più rimbalzi, sono stati lì, erano più concentrati. Come un attimino ci siamo scaldati, abbiamo preso un attimino più di fiducia, abbiamo cominciato soprattutto a difendere, perché poi in attacco se fai canestro non ci puoi fare niente, quindi ci siamo concentrati molto sulla difesa, bravi loro che hanno tenuto botta per 3 quarti, poi noi capisco anche le altre squadre che giocare contro di noi 4 quarti è difficile, perché noi abbiamo sempre quel momento in cui prendiamo quel distacco, abbiamo sempre quel flash che ci sveglia, che ci dà quei 10 punti di scarto, che ci dà sempre una mano. Infatti Calagetta ci ha messo 6 minuti per ottenere il parziale e andare più 10, e voi in 2 minuti scarsi eravate già più 2.
quindi davvero è complicato per le altre squadre come per voi, nonostante le tante cose positive, è complicato anche certe volte ritrovare quella fiducia quando sei primo e hai tante vittorie, non è semplice, immagino. Questo è dovuto anche al lavoro che stiamo facendo anche durante la settimana, perché stiamo sempre cercando di tenere il livello proprio di allenamento, anche di intensità con il preparatore e con Alessandro. Stiamo sempre cercando di tenere un buon livello, appunto perché non ci possiamo permettere di sbagliare, come tutti pretendiamo, giustamente. Adesso ci aspetta la parte forse più bella della stagione con i playoff che stanno per arrivare e sicuramente l'asticella si deve alzare ancora di più, perché per fare quel passo che tu vuoi tantissimo, che sei qua da 6 anni, come ho detto quest'oggi, tu e Paolo siete qua da 6 anni, bisogna alzare ancora di più l'asticella, e tu che sei un uomo di pallacanestro sai bene che la stagione inizia proprio adesso. Come mi hai sempre detto, il quarto quarto è l'essenza della partita e i playoff sono l'essenza del campionato. Sì, esattamente, adesso che vincendo questa partita siamo matematicamente primi, adesso dobbiamo cominciare a lavorare a maggior ragione sui dettagli, su curare meglio alcuni aspetti, perché dobbiamo arrivare ai playoff nel miglior modo, soprattutto dal punto di vista di salute, che è una cosa su cui in questo momento mi sto preoccupando molto anche io con i compagni, perché mi interessa che tutti quanti arriviamo in salute per i playoff. E io ci tenevo a dire agli amici a casa, davvero un onore per noi avere un capitano del genere che, nonostante un momento difficile che la vita gli ha messo davanti, sta continuando a combattere sul campo e sta dimostrando di essere veramente un campione dentro e fuori dal campo. Adesso vado a prenderti il premio, prima ti voglio abbracciare e poi ti vedo a portare il premio. Arrivo. Aspetta. Non mi ha chiamato. Chicco, sono andato direttamente alla base a prenderlo, omaggiato da Viticoltori Romangia. Mamma sarà contenta. Esatto, questo vino te lo puoi bere con tua mamma e con Luisa. Quindi Mamma, questo è buono. questo sabato col pesce non si sbaglia, vero? Grazie Chicco nuovamente, ti lasciamo andare. Tutti noi vogliamo bene al nostro capitano, grandissima partita, grande cuore. Grazie per averci seguito, rimanete connessi perché a breve ci sarà la partita della promozione contro Porto Torres.
Questa mi spetta. Paoli, mio vice. Mi fai la vice. Questa andando. Cassa diretta, è il continuo. Sta sempre andando. Ma io non ho capito, la devo riprendere da qua, no? Cioè, posso lasciare il computer qua e scendere con il tavolino e il banner giù e il stabilizzatore giù. Mi metto lì. C'è la paura. No, il computer rimane attaccato. Bla 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 bla. Prova, prova. No, faccio così, prova a sbagliare. È questo, è questo. E dopo mi porto il tavolino giù, ok? Prova audio, prova audio, prova audio.
questo sì.
abbiamo fatto le piedi.